Questo è quello che dicono i grandi tecnocrati. Giuliano Amato, capo dell'Amato Gruppo che ebbe compito di redare il Trattato di Lisbona, disse proprio questo. Noi abbiamo creato il Trattato di Lisbona per recepire la Costituzione europea bocciata di referendum di Francia e Olanda e far sì che fosse non comprensibile. Se fosse stato comprensibile, ci sarebbe stato il pericolo che fosse sottoposto ancora al referendum. Evitare pericolosi referendum. L'Unione Europea è stata sempre portata avanti con forte deficit democratico, contro i popoli, non per i popoli. Romano Prodi nel 2001 al Financial Times e l'euro comporterà dei problemi, comporterà delle scelte di politica che adesso economica che adesso è impensabile di proporre. Un bel giorno ci sarà una crisi, quindi il lavoro precario e tutti quegli strumenti economici che loro era impossibile proporre, adesso dovranno essere accettati per forza, perché l'unica strada che abbiamo è quella di essere competitivi, è quella di esportare. Quindi basse pensioni, bassi salari, lavoro precario e quant'altro. Molte università locali, non dobbiamo stupirci che l'Europa abbia bisogno di gravi crisi per fare passi avanti. Passi in avanti sono l'istruzione delle sovranità nazionali. È chiaro che la popolazione, il senso di appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale può essere pronto a queste cessioni solo quando il costo psicologico del non farle diventi sostenibile. Perché c'è una crisi in atto, crisi che stanno imponendo loro per distruggere noi. Elton Cole nel 2013, l'intervista rilasciata nel 2002, pubblicata solo nel 2013 dal Telegraph, un quotidiano tedesco. Avrei perso il referendum con l'euro. Nel caso dell'euro l'ho imposto io, sono stato come un dittatore. Queste sono delle testimonianze di economisti molto importanti in ambito internazionale circa il grande danno che abbiamo avuto dall'adozione dell'euro. Ne citiamo solo uno per essere veloci. Paul Krugman, premio Nobel USA per l'economia, disse questo, che adottando l'euro l'Italia si è ridotta di fatto a una nazione del terzo mondo che deve prendere in prestito del suo valuta sui mercati dei capitali, con tutti i danni che ciò implica. Un rapido accenno al nostro programma di salvezza economica, i passi che noi dobbiamo fare per tornare monetariamente sovrani e salvare la nostra popolazione sono esattamente questi, i principali. Dobbiamo uscire dal sistema euro. L'Italia deve cominciare fin da subito a pagare l'IRA, a tassare l'IRA. I depositi in euro non devono essere riconvertiti, perché bisogno c'è. Si possono tassare in euro. Questo farà sì che noi dovremo procurarci dell'IRA perché dovremo pagare le tasse e le transazioni saranno in lira. Dovremo vendere gli euro per procurarci di nuova valuta e questo farà sì che la lira si apprezzi, non si deprezza. È una legge di mercato. La valuta che tu richiedi, la valuta rara che hai richiesta, si apprezza. Quella che viene svenduta, quella di cui ce n'è troppo, quella che non serve, si deprezza. La lira si apprezzerà, non si deprezzerà. Il governo annuncia un piano di lavoro garantito, cosiddetto PLG, quindi assumerà, sulla base di quanto parzialmente fatto in Argentina nel 2002, assumerà tutte le forze di lavoro disponibili in settori di minima competizione col settore privato, in lavori importanti quali le infrastrutture, i servizi, la cittadinanza, l'ambiente, la ricerca. E questo farà sì che ci siano nuovi redditi che saranno spesi, che favoreranno il risollevamento del settore privato, nel quale poi i lavoratori rientreranno quando l'economia si riprende. Il governo abbandonerà le logiche distruttive neomercantili e neoliberiste che oggi stanno distruggendo anche la stessa Germania, con crescite del PIL che sono di poco superiore allo 0% e con un forte abbattimento della domanda interna. Pensate che in Germania si calcolano 5 milioni di poveri, ossia di lavoratori sottopagati che guadagnano meno di 500 euro al mese e senza alcuna tutela sociale. Il governo cesserà la spesa a deficit per sostenere il programma di lavoro garantito solo qualora l'economia raggiunga il livello di piena occupazione, quindi bassissima disoccupazione. Perché a quel punto, ma solo a quel punto, un'ulteriore spesa a deficit dello Stato
potrà risultare inflattiva. Il governo approva il cosiddetto divorzio tra Banca Italia e il Ministero del Tesoro, che fece sì che noi non fossimo più sovrani nel determinare l'interesse dei nostri titoli di Stato, ma il governo vorrà fare una cosa in più, una cosa molto importante e assolutamente unica nella storia recente dell'economia. Vorrà completamente abolire l'emissione di titoli del Tesoro, che con i moderni sistemi monetari non servono allo Stato per finanziarsi, esattamente come anche le tasse non servono per finanziarsi. Hanno una funzione molto complessa, che adesso non ho il tempo di descrivervi, che consiste nel regolare il tasso di interesse interbancario, che è un tasso di riferimento importante che incide anche sul tasso di interesse dei mutui e dei prestiti delle banche. Ma questo può benissimo essere risolto con altri strumenti in coordinamento tra Ministero del Tesoro e Banca Centrale Italiana. Ho finito, un particolare ringraziamento al nostro referente economico nazionale principale, Daniele Basci, e al giornalista Paolo Wagner, che per primo ha portato la Moser Economics Model Money Theory in Italia. Questi sono dei link importanti ai nostri siti internet principali, quindi abbiamo il sito del giornalista Paolo Wagner, se volete segnarveli vi lascio aperti, il sito del movimento MNMT, un articolo nel nostro sito sul reale funzionamento delle banche commerciali, 10 buoni motivi per lasciare la Viena, scritto dal nostro referente Dario De Angelis, e 3 articoli in cui l'economista Bill Mitchell spiega esattamente come funziona la spesa in uno Stato a moneta sovrana. Dal punto di vista tecnico, il reale funzionamento, la reale funzione dei titoli di Stato e delle tasse di uno Stato a moneta sovrana. Innanzitutto ringrazierei i nostri relatori che sono qui per puro volontariato e naturalmente adesso abbiamo la testa tutta piena di dati, piena di numeri, piena di cose, però sicuramente abbiamo capito come mai la Merkel ha vinto le elezioni. Quello si è capito. E la Merkel fa gli interessi del suo paese, cosa che invece evidentemente qualcuno nel nostro paese non fa. E questa è la grande domanda. Questo è un sistema, una proposta per uscire dall'euro e cercare di uscire dai guai che sono stati elencati stasera. Sono stati invitati anche altri relatori per spiegare altri sistemi, perché adesso appunto c'è un'offerta abbastanza ampia di soluzioni e niente, i primi che riusciremo ad organizzare li vedrete insomma sempre in una situazione come questa e a costo praticamente zero. Ecco, io il foglio che ho fatto girare ho visto che è rimasto bianco, allora o non avete domande oppure potete farlo adesso nella forma che credete. Ho due domande, una per entrambe, perché c'è il parere. Allora, per avere una sovranità, sono tutti d'accordo con la sovranità monetaria, eccetera, per avere una sovranità serve una democrazia. Ora, all'interno, quelli del Movimento 5 Stelle sono d'accordo che una democrazia deve essere quella italiana perché è importante avere quella italiana. La mia questione è, ma io però conosco gente, per esempio, che sono i democratici europei, che dicono però che la democrazia europea è importante e ha delle cose positive, e io sono d'accordo. Quindi, oppure altra gente che dice, però è anche vero che la democrazia dovrebbe essere a livello di popolo, quindi di popolo determinato, dovrebbe essere anche minoritate. Cioè, sono tutte tesi secondo me valide, cioè uno per suoi motivi ha delle ragioni. Allora mi chiedo, per arrivare a una democrazia, partendo da adesso, dall'oggi, per arrivare a una democrazia, e quindi sforzarsi un po' di arrivarci, la via più breve è puntare alla democrazia italiana o per esempio puntare a una democrazia locale, cioè dal punto di vista economico potrebbe essere anche una moneta locale, quindi volevo un ragionamento su questi tre livelli a cui si può dopo realizzare ogni teoria che si ritenga buona. Poi anche adesso la seconda domanda era per te, però che non avevi detto, cioè all'interno di tutto questo
sia per sé buono, cioè lo Stato sia etico, si comporta così. Tu te l'hai dato una cosa etica, però per esempio ci sono altri punti che dicono, lo Stato è importante, ma anche l'individuo è importante, pertanto anche la libertà dell'individuo va valutata e come per realizzare la libertà dell'individuo in un sistema economico un mezzo è la cittadinanza, per esempio, cioè dare al di là di dove si vuole portare l'economia, al di là di finanze, un po' di soldi agli individui, non quindi creando lavoro, ma creando reddito. Rispondo prima io, Vai. allora, Posso agganciarmi alla sua, così almeno poi rispondere sulle due temi. Sovranità monetaria. Un fattore importante è capire a chi appartiene la moneta, perché la moneta in una repubblica appartiene al popolo, ma in una monarchia appartiene al re, in un imperialismo appartiene all'imperatore. A chi appartiene la moneta? E mi rilaccio sul discorso che ha fatto lui poc'anzi, perché ci sono parecchi aspetti da tenere presenti dell'appartenenza della moneta. Solo allora riusciremo a capire in quel popolo, in quella zona di chi è la moneta, perché altrimenti faremo solo un po' di confusione. Perché poi la moneta, a seconda delle varie situazioni, viene gestita da qualcuno, che noi li chiamiamo le associazioni delinquenziali bancarie statunitensi, dell'imperialismo capitalista statunitense, UK, che poi questi signori, guarda caso, hanno gestito la Germania per 40 anni e la stanno gestendo tuttora. E la Germania non è altro, e la BCE non è altro che un servino di questi signori. Basta, grazie, poi davvero. ok, allora rispondo in ordine, il ruolo dello Stato. Lo Stato per definizione non è né buono né cattivo, deve fare esattamente il suo governo, quello che abbiamo visto, spendere a deficit, creare lavoro in settori che siano effettivamente utili alla cittadinanza per il bene della popolazione. Quando è che lo Stato è cattivo? È cattivo quando spende a deficit per cose che non riguardano il bene della popolazione. Abbiamo dei classici esempi. Gli Stati Uniti d'America, che vengono spesso citati a modello per la creazione dei cosiddetti Stati Uniti d'Europa, in verità sono uno Stato dittatoriale, come dice lui, perché là spendono a deficit, ma non per l'economia reale, spendono a deficit per arricchire quasi esclusivamente il settore bancario con un meccanismo un po' complicato che si chiama quantitative easing, che consiste nel levare titoli del settore finanziario per portare riserve. Uno Stato e la moneta deve appartenere a ciascun popolo, laddove c'è un'identità popolare. Quindi noi Italia, potremmo essere anche noi Veneto se emergerà un forte sentimento popolare. Perché no? Noi Italia, noi Germania, noi Francia, noi popoli, siamo noi proprietari della valuta. Noi dobbiamo eleggere un Parlamento che ci rappresenti e che gestisca questa valuta per il nostro benessere. E questo è quello che deve fare il governo, gestire la valuta per il bene delle sue popolazioni. Per quanto riguarda il caso specifico della Germania e della BCE, allora qui dovremmo fare una forte digressione storica, perché ci sono delle realtà storiche attualmente poco conosciute che Anna Patrizi nelle sue opere descrive molto bene, che sono delle realtà storiche fortemente revisioniste sull'Unione Europea, che su cosa realmente ha rappresentato, al di là dell'immagine delle promozioni politiche che quotidianamente ce la descrivono. Tutto il sistema europeo nasce alla fine per gestire l'interesse delle potenze neomercantili, neocoloniali, delle grandi potenze industriali, soprattutto di Francia e Germania, che volevano sottomettere i mercati del Sud Europa, creare, proprio come dicevano loro esplicitamente, uno stato di deflazione permanente per avere un forte esercito di disoccupati da poter sfruttare a basso reddito, per fare la ricchezza di queste grandi aziende neomercantili, soprattutto franco-tedesche. E su questo impianto poi sono stati costruiti tutti i trattati che ci pongono a noi la deflazione e che hanno fatto sì che la Germania, in misura un po' minore anche la Francia, ne traessero beneficio. In
motivo per cui noi diciamo che il sistema europeo non è riformabile e l'unica vera via per risolvere il problema è quella democratica, ossia di rappresentanza delle singole entità locali, dei singoli popoli. E c'è un'altra domanda. E dicevi un'altra cosa, il reddito di cittadinanza, no? Il reddito di cittadinanza è una misura che noi sconsigliamo perché nel momento in cui tu Stato crei un reddito, ma non lo leghi all'aumento di produzione, quindi all'aumento di beni prodotti, all'aumento di servizi prodotti, puoi creare un fenomeno inflattivo. Oggi, nel momento in cui il nostro sistema industriale è quasi distrutto, è una condizione di forte crisi, aumentare la liquidità, ma non legare l'aumento delle liquidità al risollevamento del sistema industriale e del sistema delle produzioni di servizi pubblici, può risultare inflattivo, può creare inflazione che erode la ricchezza che inizialmente ti ho creato per la mia spesa. Ecco perché noi, in luogo del reddito di cittadinanza, proponiamo proprio il piano dei lavori garantiti dello Stato, proprio per legare l'emissione di liquidità al lavoro, quindi a far sì che le persone anche psicologicamente si sentano bene e si sentono utili e contribuiscono al bene della popolazione, come testimoniano delle ricerche che sono state fatte in Argentina. La popolazione impiegata in queste PLG alla fine si sentiva bene e si sentiva utile alle sue gente, al suo popolo. Grazie. Domanda sulla democrazia, dobbiamo ritornare al localismo in sostanza, dobbiamo ritornare ai tempi antichi, non ai tempi antichi, ma comunque dobbiamo vedere la democrazia, il modello della democrazia italiana e esportarla all'estero. Vedete, il problema della moneta o dell'economia della democrazia è un problema che si trascina ormai penso dall'origine dei tempi. Vorrei farvi un piccolissimo esempio. Democrazia e libertà sono legate al filo doppio, non può esistere libertà se non c'è democrazia, democrazia senza libertà non può esistere. Io sono un agricoltore, ho il mio campo di patate, coltivo le mie patate, poi il mio raccolto lo porto al mercato. Ci sono due momenti distinti. Il mercato è un luogo fisico, il mercato può essere fuori dalla porta, può essere in Australia, può essere su Saturno, è un luogo fisico. Il prezzo è un attimo un incontro di due volontà, 10 kg di patate, 10 euro, se ti va bene ok, è fatto. Che cosa sta succedendo in Europa in questo momento? In Europa in questo momento, a mio modestissimo avviso, stanno distruggendo il mio campo di patate. Ma io sono un agricoltore, se mi distruggono il mio campo, distruggono la mia libertà, non sono più libero perché non posso più avere reddito e con questo reddito fare ciò che ritengo più opportuno. Secondo me sta succedendo questo in Europa. Stanno distruggendo il campo, non stanno distruggendo il mercato, non stanno distruggendo i prezzi, stanno distruggendo la nostra libertà. Con la nostra libertà stanno distruggendo la democrazia all'interno dell'Europa. Abbiamo sentito prima i due partiti, i maggiori partiti euroscettici, uno ha già dichiarato usciremo dall'euro perché cercano di salvare il campo di patate uscendo dall'euro, e l'altro dice questa non è più democrazia, ci state imponendo le vostre scelte, voi che non siete stati eletti. E dice una cosa corretta dal punto di vista giuridico, perché sapete che tutti i commissari europei non sono di elezione popolare, sono di diretta nomina governativa. Dobbiamo ritornare al localismo, io direi di fare il passaggio superiore, maggiore, dal 22 al 25 maggio nel 2014 noi andremo a eleggere il nostro Parlamento europeo. Non sarà più un Parlamento come abbiamo visto adesso. Abbiamo visto adesso che questo Parlamento è diviso fra vari partiti, fra vari raggruppamenti. Quando eleggeremo il nuovo partito europeo dipenderà da noi fare una scelta di libertà. Dipenderà da noi scegliere gli europarlamentari che porteranno dove si decidono i destini e quindi la libertà e la democrazia dei popoli europei nel Parlamento europeo. È lì che si deciderà.
Dal 22 al 25 maggio 2014 daremo un voto di libertà. Vi sto chiedendo quanto vale la libertà. Chi di noi è in grado di apprezzare materialmente in euro quanto vale la libertà? A mio avviso la libertà non ha prezzo, non è discutibile, non è contrattabile. Il mio campo di patate che rappresenta la mia libertà deve essere comunque sempre a mia disposizione. Chi tocca il mio campo di patate tocca la mia libertà. Saremo chiamati a difendere la nostra libertà. Democrazia e libertà vanno scritte in perso. Dovremmo ritornare all'organismo, varrà la democrazia italiana, varrà quella tedesca, la finlandese. Questo onestamente non lo so descrivere, non lo so dire. So sicuramente che il prossimo Parlamento sarà diverso e se il nostro prossimo Parlamento europeo non parlerà di libertà e di economia, saremo nelle condizioni peggiori di quelle che ci troviamo adesso. Prego. Il signore lì prima fila ha fatto un bel ragionamento semplice ma lineare. Quando c'è l'imperatore è lui che ha in mano la moneta e gestisce il sistema. In mano alla democrazia, cioè quando c'è la democrazia è il popolo che è proprietario della moneta. Adesso, in questa pseudo-democrazia, di chi è la proprietà della moneta? Dei gruppi bancari. Ma dire gruppi bancari è una non risposta. Il gruppo bancario fa capo a delle persone fisiche. Quindi chi sono i signori del denaro? Quello che hanno in mano la vita e la morte di milioni di abitanti e che hanno una strategia. Perché uno va a dire, ma queste cose che voi ci avete spiegato, non le sanno i economisti, i ministri, i consiglieri, eccetera, eccetera, le sanno ancora. Ma se ci mettessimo noi al loro posto, al posto di Van Rompuy, di Barroso, di Schulz che dice sì, ha ragione, è una truffa, ragazzi, sei tu a capo, allora perché questi mandano avanti questa truffa? Perché non sono loro che fanno. Se ci andassimo noi al loro posto e sappiamo cosa fare, dopo 2 minuti cominciamo a fare le leggi giuste, ci fanno fuori, o politicamente o fisicamente. Lo sapete di Kennedy, immagino, no? No, la sai la storia di Kennedy? 22 novembre 1963. Già era Kennedy, che 6 mesi prima stampa 9 miliardi di moneta sovrana, dove c'è scritto United States Note, non è della Federal, è esente da debito, non è più in mano al privato, che indebita il popolo dal 1913, quando la Federal con Wilson diventa un ente privato non più statale. E 6 mesi dopo lo fa. E Lyndon Johnson, il presidente che segue, prende questi 9 miliardi, che non erano pochi soldi a quell'epoca, di dollari, gli United States Note adesso sono rarità numismatiche, no? Da collezionisti, e li ritira. E da allora tutti i dollari che escono dal mondo, che servono a tutto il mondo per il petrolio, per le riserve, sono di proprietà di privati che si arricchiscono alle spalle dei popoli del mondo, perché quel dollaro domina il mondo. Quindi io non mi fiderei tanto di teorie che spostano il problema ma non vanno alla radice. Non è una critica, è chiaro che l'euro è devastante e sarebbe meglio tornare alla lira come era prima del divorzio famoso dell'81, ma neanche quella lì è esente da debito. Quindi alla lunga una pseudo moneta sovrana come il Giappone o come la Federal crea sempre degli squilibri e soprattutto è assenza di democrazia. Siamo ancora in un impero camuffato. E chi sono questi imperatori malvagi che ci stanno ammazzando, ci stanno togliendo il campo di battaglia? Sono persone che hanno un obiettivo. L'obiettivo è il dominio mondiale. E volete sapere chi sono? Perché ho cercato di scalare il ranking. Quando vai a dire chi sono queste entità fisiche, sono 3 o 4 famiglie che dominano il sistema dal 1694, da quando nasce il giochino, no? Da prima della guerra, e sono i Rothschild, i Rockefeller, le monarchie, prima l'impero britannico, quindi Windsor, eccetera. Ma sopra di loro c'è un'entità superiore ancora. Attenzione, non so se avete presente chi è Rothschild, chi è Rockefeller, eccetera. Questa entità è quella che ha iniziato il giochino, vi dico una data, non è il 1694, quando nasce la Banca Centrale d'Inghilterra, è
e si strappa al re il monopolio della moneta, il privato, stampando carta coperta da oro, indirita il popolo. E questo sistema ha subito rivoluzioni francesi, russe, guerre mondiali, è rimasto intatto, inattaccabile per 4-3 secoli, fino al 2011. Nasce addirittura ai tempi degli egiziani. La domanda non c'è. Sì, stai rispondendo. La domanda è per capire oltre, voi ci avete fatto 90, volevo dare l'ultimo 10% per il quadro totale della situazione. È iniziato ai tempi degli egiziani e chi l'ha portato avanti in Occidente e nel mondo è il Vaticano. I Rothschild e Rockefeller sono emanazioni della curia vaticana che ha iniziato questo giochino ai tempi dei Templari, l'ha proseguito ai tempi dei Gesuiti. Gli unici che si sono ribellati a questo sistema, a parte Kennedy, sono stati i grossi dittatori del passato. Napoleone fatto fuori da una coalizione di stati finanziati dai Rothschild. Siccome ti chiudono, Sì. Allora, l'unica cosa che ci potrà salvare è la coscienza collettiva che farà in modo che succederà un miracolo, perché sennò il destino dell'umanità è la terza guerra mondiale, dopo le crisi arrivano sempre guerre mondiali, o più modernamente una bella pandemia, come è previsto dai protocolli che elimina l'85% della popolazione mondiale, con un vaccino che solo i ricchi si potranno usare. Grazie mille. Volevo solo dare un dato, quello che si riferisce all'utilizzo di Gerard Kennedy e l'ordine esecutivo 1-0, secondo me. Io vi saluto perché oramai è ora casa, grazie per aver resistito fino adesso, grazie a Allora, per quanto riguarda il complotto può essere semplice anche no. Per concludere, il Signore, mi risulta che al mondo ci sia 5 o 6 stati sovrani con moneta sovrana, non a debito, o sbaglio, di cui 2 in Europa. Uno si chiama Islanda e uno si chiama Ungheria in questo momento. Questo è una crescita. Tra poco. Tra poco, sì, l'Ungheria già. per il momento è troppa carne al fuoco, c'è scendiamo. Io volevo, la domanda è, tra i prodotti interno lordo, cioè tra la ricchezza dello Stato, okay? Tutto quello nell'insieme, produzione, e il debito emesso, cioè il debito, quello che lo Stato deve andare a debito, emettere bozzi, CGT e via dicendo, non sono proprio afferrato, però cercate di capire. La differenza tra queste due cose, per coprire, per fare nel paese le tasse che mantenga l'equilibrio, è così sproporzionata, cioè lo Stato ha solo di tasse, di impone IVA, la tassa di questo, di quell'altro, per fornire servizi. A quant'è lo sbilancio per poi dover emettere titoli di Stato per coprire le spese che poi ha? È difficile. Ok, allora cerco di rispondere velocemente a tutti i punti, quindi dal punto di vista del complottismo diciamo noi siamo molto cauti. A parte che il fatto che Napoleone comunque mi pareva che anche lui fosse un grande europeista che voleva costruire un mega Stato europeo distruggendo le sovranità nazionali, esattamente come un po' si sta facendo adesso. Ma noi diciamo che alla fine il debito pubblico, questo materialmente in realtà il debito pubblico non esiste in tutti gli stati al momento sovrano. Negli Stati Uniti non esiste, è semplicemente una cifra contabile che sta all'interno del Ministero del Tesoro. Non è la Fed che presta soldi al Ministero del Tesoro, perché le leggi lo vietano. Le leggi degli Stati Uniti vietano al Tesoro di vendere titoli di nasta primaria alle Fed. Esistono dei meccanismi di creazione del denaro molto complessi che adesso farei un po' fatica a stare qui a descrivere in 2 secondi, che consistono nella vendita di titoli del Tesoro a un particolare sistema privato di banche che si chiamano Special Depositories. È comunque un meccanismo di creazione del denaro che viene utilizzato in monopolio dal governo. Infine le operazioni della Federal Reserve per il 90% consistono nel prestare soldi alle banche commerciali quando loro si trovano scarse di riserve nel loro sistema, oppure di realizzare operazioni di compravendita di titoli di Stato al fine di regolare il tasso di interesse nel mercato interbancario. Alla fine tutti noi eravamo moneta sovrana, noi in Italia avevamo la nostra lira che veniva emessa in monopolio dello Stato e dopo il 1991 non potevamo più
vendere i titoli nel mercato primario alle banche d'Italia, ne avevamo di altri meccanismi, avevamo anche un conto speciale di tesoreria attraverso il quale potevamo spendere a deficit rispetto alle previsioni di spesa del 14% che era in vigore anche dopo il divorzio. Quindi praticamente tutti gli stati, i sovrani dotati delle loro valute del mondo spendono a deficit e per loro il debito non è un altro problema, è un fatto totale. E Anapa West spiega molto chiaramente che anche le operazioni di vendita di titoli alle banche centrali sono delle operazioni fittizie, sono le operazioni di credito fittizie, perché è un falso debito che viene ripagato con l'emissione all'infinito di altri titoli, è semplicemente un'operazione contabile fittizia, formale tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia. Apparentemente così. È come dire Non ti capitalismo. fare cagare, innanzitutto c'è un aspetto reale. Cavedò, stai attento, non ti fare fregare. Perché ti seguo? C'è un aspetto finanziario che sembra apparente, no? La Fed dà questo denaro alle banche e crea una partita di giro, però gli interessi che si creano sul passivo, pochi o tanti che siano, sono reali. Il Giappone, le tasse che i giapponesi pagano non è tanto per ripagare le spese dello Stato, visto che la banca centrale giapponese non ha avuto quel divorzio, ma il 50% sono interessi, capisci? Per cui non hai in conto capitale ma in conto interesse, e quello crea danni alla collettività. Non mi sembra che il popolo degli Stati Uniti d'America stia meglio del popolo europeo. E politicamente fanno delle scelte che sono volontarie, non devono pagare un varo debito, lo fanno per una questione politica, per fare il bene delle finanze politiche, La vera non moneta pagare un varo sovrana debito. non si può definire la Federal Reserve una banca che crea la moneta sovrana o spesa deficit. Non la fai la Federal Reserve, lo crea il Ministero del Tesoro. Il Ministero del Tesoro, essendo un ente che non è direttamente responsabile dello Stato, si debita nei confronti della Fed. No, E non è un meccanismo che può essere questo meccanismo che non esiste nella pratica concreta dei meccanismi di creazione della moneta degli Stati Uniti d'America. Anche negli Stati Uniti la Federal Reserve decide la politica monetaria degli Stati Uniti d'America. Non La è politica monetaria è proprio decisione. se tu oltre a rimettere la moneta decidi anche la politica monetaria, quindi le emissioni, qualsiasi altra comandi al posto del potere di e questo è quello che dovresti studiare la banca del Nord Africa, lì è una banca sovrana che non indebita. Conosci com'è la La vita? banca della Nova Quota fa parte del sistema della Federal Reserve, È fuori, ha un'autonomia. ma si lega anche semplicemente sul titolo di Mike P delle voci signoratismo, questa cosa viene smentita praticamente. Dove sempre essere signore, non da quello che dice Wikipedia, perché Wikipedia non è la Bibbia, e Wikipedia ovviamente Certo, ci sono dei fonti